via Salvatore Trinchese, nei pressi del Teatro Viviani, nel cuore di Napoli, Forcella. Qui ho appuntamento con Franco, Chef Franco. Forcella è uno dei quartieri storici e popolari più noti della città, situato nel cuore del centro storico di Napoli. Questo quartiere prende il nome dall'antico incrocio a forma di forcella, creato dalle sue vie principali, ed è un luogo ricco di storia, tradizione e cultura. Nota anche per essere stata raccontata nei film di Totò e nei romanzi di Elena Ferrante. Sono Franco Massimo, attenzione! Franco è il nome e Massimo è il cognome. Ho 54 anni. Il mio sogno era di diventare un calciatore di pallone. Però nella vita poi ho fatto il rappresentante per un'azienda alimentare. Ho sempre cucinato per la mia famiglia e grazie ai miei figli, che sono famosi youtuber, oggi anch'io ho un canale di cucina. E se volete seguirmi, Chef Franco. Franco, che piacere rivederti, come stai? Tutto bene, tu? Bene, ma potrei stare meglio. Ho una fame incredibile, se è fatto orario. Dove andiamo a mangiare? Ti porto a mangiare da Pizza Fritta 1947. Sono Vincenzo Durante 1947 Pizza Fritta a Forcella e nel 2014 ho rilanciato la pizza fritta dopo le pizzerie storiche. E nella mia pizzeria mangi solo pizza fritta. E che mi fai mangiare? Scarolì. Scarolì. E che pizza è? Enrico, è una pizza fritta che scarò. Ma tu devi mangiare la pizza? Sì. E vieni appresso a me. E va che pizza è? Perché dovreste mangiare la pizza fritta qui? Perché la tengo bionda bionda. La pizza fritta non è solo un cibo, ma un simbolo culturale. È la pizza che si mangiava per strada, nei vicoli di Napoli, preparata dalle mani esperte delle donne napoletane, spesso chiamate pizzaiuole, che friggevano la pizza davanti alla porta di casa per venderla ai passanti. Uno dei riferimenti più celebri alla pizza fritta è nel film L'oro di Napoli, con Sophia Loren, dove la protagonista interpreta una pizzaiola che frigge e vende pizze al popolo. Ciao Enzo! Ciao Franco. Come stai? Tutto bene. Guarda chi ti aiuta. Enrico Porzi. Piacere. Enzo. Piacere mio, Enzo. Enrico, ti ho portato nel regno della pizza fritta. Ormai una cantilena, già conosco. La meglio pizza, un re la pizza, come si mangia la pizza. È tuo amico, è la tua pizzeria preferita. Non puoi dire il contrario. Allora fai una cosa, prendi un bel tavolo che fra poco iniziamo a mangiare e nel frattempo faccio due chiacchiere con Vince. Vince, allora, veramente è un grande piacere. Però voglio sapere, ma tu da quanto tempo fai il pizzaiolo? Nel 2004 ho iniziato come friggitore rosticciere, poi nel 2014 la passione per la pizza fritta mi ha portato ad aprire questo locale. Tieni presente che io da bambino facevo colazione, invece la favo cornetta, la facevo la pizza fritta. Abbiamo scoperto allora che oltre alla colazione americana c'è stata una colazione napoletana. Senti, però è una bella storia, ma a me non mi basta ancora. Io voglio andare a curiosare nella tua postazione di lavoro. E vieni a pensare a me. Ma che pensa adesso? Allora, Vince, la vera pizza fritta, quella dei vicoli di Napoli, con un impasto classico direi. Impasto diretto con una farina 00. Idratazione, Al 65% come si porta mo. lievitazione, Poi una prima, poi una rotta. a cottura. Lenta, docile, mai aggressiva e soprattutto bionda a bionda. Ma stai sfidando? E allora te lancio io una sfida a te. Oltre al tuo cavallo di battaglia, Scarolì, mi devi fare una pizza dedicata a Diego Armando Maradona. Me la fai? E certo che te la faccio. E allora io raggiungo Franco e tu strapizzami di cocco. La pizza di Maradona. Domenica mattina. C'ho un'idea. Franco! Caro Enrico! Ah, finalmente. Finalmente. Franco, ma quanto è bello sto Questo locale. è bello.
un palazzo antico che è diventata una pizzeria. Ma poi, i pavimenti della casa della nonna, i tavoli in marmo e vicino il muro. Maradona. San Gennaro, Sofia Loretti, i cunicini. Senti, ma sei sempre stato cliente di Vincenzo? Sono 6-7 anni che lo conosco e ti posso dire che la pizza fritta qua è lì. È uno spettacolo. E ti sempre mangiato a scarolì? Al di fuori una scarolina. Eh. Allora, lui fa la tradizione, faccia gialla che è dedicata a San Gennaro, a Reginella. E non ti dico quella là col profumo, la genovese. Sono uno spettacolo. Tutto uno spettacolo. Fermate un attimo. Mamma, ci scusate di dire, ah, cicola, ricordo che è uno spettacolo. Pure che? Pure quello è uno Sì, spettacolo. ma stiamo teatro o stiamo a pizzeria? Oggi la pizza fritta ha ritrovato il suo posto d'onore nella gastronomia napoletana. È servita sia nelle pizzerie storiche che nei locali moderni, mantenendo però sempre il suo legame con la tradizione. Varianti più creative includono farciture con salumi pregiati, verdure di stagione o persino versioni dolci. Questa è la mia scarolina. Scarola saltata in padella. Provala e un po' di peperoncino. Buon appetito. Grazie, grazie. Chef, È uno spettacolo. Non ci resta che assaggiare. Assaggiamo, vai. Visto che ho la fortuna di essere seduto a tavola con uno chef, voglio sapere tu come fai a scarola? Allora, io la scarola la faccio sia da me. Olio, aglio, dei pinoli, qualche acciuga, poi la scarola, la meccarina. E come si dice a Napoli, la facciamo a musciò. La faccia a muscià. Per gli amici di tutta Italia, la faccia a passire. Da te, metà a me. Franco, che stai facendo? Oggi tagliamo la pizza. La pizza, soprattutto che la fritta, si mangia che in mano. E fammi vedere. Franco, secondo me Vincenzo a scarola cucina proprio come metti tu, perché sento l'oliva, l'acciugina, guarda, sono veramente i sapori che ti riportano alla vigilia di Natale, la famosa pizza di scarola, no? Uscita si sente, C'è da dire il giusto equilibrio, perché troppo e neanche troppo poco, quindi il giusto equilibrio. Ma poi guarda, cioè, punto quasi zero, pari allo zero, quindi questa è una maestria di Vincenzo, cioè, non è facile avere una pizza fritta con poco unto. E lì ti è piaciuta questa pizza? Franco, i piatti parlano da soli. Devo dire la verità, una scarola soprattutto cotta in modo egregio, né tosto e né musci, come diciamo a Napoli. Però io non ci ho voluto mettere in difficoltà. Gli ho chiesto di farci una pizza dedicata al Dios, al re del calcio, al pibe de oro, a Diego Armando Maradona.
Il 5 luglio 1984 Maradona arriva a Napoli, accolto da 70.000 tifosi in delirio allo Stadio San Paolo, oggi Stadio Diego Armando Maradona. Ma a Napoli Diego trovò non solo una squadra da guidare, ma anche una città che lo accolse come un salvatore. In un periodo di difficoltà economiche e sociali, Napoli vedeva nel calcio una via per il riscatto e Maradona era l'uomo giusto per portare la città alla gloria. Infatti trasformò il Napoli in una delle squadre più temute d'Europa, conquistando titoli e lasciando un'eredità indimenticabile. Il primo scudetto del Napoli arrivò il 10 maggio del 1987, grazie alla bravura e la maestria del Dios. E questa è la mia pizza per Maradona. E come si chiama? Oh mamma. Che ci sta? Provola, cicoli e pomodoro. Enzo, ma è una pizza fritta tradizionale, perché mi sta ricordando di Armando Maradona? Io sono Forcella. E Forcella è la roccaforte dei tifosi del Napoli. E la domenica mattina, insieme ai miei amici, sta pizza da Zia Giolinelli, un bel bicchiere di birra. Dopo, in carovana verso lo stadio, e tutti quanti insieme. Oh mamma, oh mamma. E mo buon appetito. Sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona. Hey, mamma, innamorato sono. Ma assaggiamola, Franco. Permetti? Sì, adesso invece. La pizza fritta di Maradona. Si spacca così. Allora, Franco, tira il tuo pezzo. Qualche scotto. La pizza fritta che 3C. Guarda come fila, guarda. Il segnale che è stata cotta bene, guarda. Altrimenti il fior di latte rimarrebbe a pezzettoni. Invece questo, guarda. Diamo coppa da signore, va. È uno spettacolo, sta pizza. È uno spettacolo, per te è tutto uno spettacolo. È uno spettacolo. Sai perché è difficile fare pizza fritta? Perché la pizza fritta ha da essere fine pasta e quindi c'è il rischio che quando la vanno a friggere si può spaccare. Invece Può loro, rompere. perché sono maestri ormai, lo fanno da anni, hanno trovato la giusta quantità di impasto per fare anche una bella pizza fritta. In questo caso loro la fanno tonda perché a Napoli molti la fanno Pinocchio, come si un dice? battilocchio. Un battilocchio. Che sacca invece è tonda ed è ancora più difficile. Però è buona, dai. Buonissima. Oh mamma, che si crede Enrico Porci? Che non sapeva fare pizza di Maradona. Enrico, ma ti hanno piaciute queste pizze fritte? Franco, ma che sai già dice? Enzo è un vero maestro della pizza, mi ha fatto mangiare 2 pizze fritte fatte a mastire. E dove le ho mangiate? Nel cuore di Napoli, in un palazzo storico. Mi ha fatto vivere 2 momenti particolari della mia infanzia, 2 momenti festivi. A vigilia di Natale, a casa di mamma. Ma soprattutto, a domenica in coppa stati a chiabri a Maradona. Ma secondo te, se lo merita il grembiule di sta pizza di coccoli? Se lo merita, se lo merita. E allora ti voglio stare a sentire. Lo raggiungo e gli consegno il grembiule. E io che faccio? E tu, famo punto. Enzo, complimenti. Grazie. Per la prima volta ho mangiato una pizza fritta in una casa napoletana, all'interno di un palazzo storico. Un locale piccolo, ma molto suggestivo. Le 2 pizze fritte poi, ne vogliamo parlare? Scarulì, vigilia di Natale, 24 dicembre, a casa della nonna, i fuochi accesi, i vetri appannati, la zia Carmela che metteva a tavola, mamma che preparava insalata di rinforzo e la nonna friva il pezzetto fritto con la scarola e io le rubavo. Lei, state ferma, se no non ti mangio niente più. Ma in realtà ne avevo già mangiate 3 e poi
Mentre la tua carovana partiva da Forcella intonando "Oh mamma, oh mamma, oh mamma", la mia partiva da Soccavo intonando "Maradona e meglio Pelé, ci hanno fatto mazza tanto per la pe". Prima però pizza fritta e un bicchiere birra. Motivo per cui ti consegno il grembiule di strapizzami di coccole e saluto i nostri amici a modo mio. Voglio, replicate, ma non imitate, perché anche rivivere l'infanzia con 2 pizze fritte sa da saper fa'. E ricordatevi, la felicità esiste. Una pizza fritta e un bicchiere di birra.